Dan, io sono Costantina Frau, sono nata in Sedilo, sono partita da Roma, e ho studiato Triballia e studiato, mi sono laureata in Sapienza in lettere moderne, sono tornata in Sardegna, sono andata a fare di scuola, prima a Borore, poi a Sedilo e poi a Basanta, mi sono sposata in 9 vivinda nel 1980 e sono in pensione nel 2000. Ho scritto libri, romanzo sposo spezzinnoso, su primo un ordai, una idda isperdia come canta su lago, canta su d'Irso, meno importante in suo tempo del giudicato di Arborea, Montovada Paris al Bortas. Poi Urania di Talasai che di adesso ambientato in suo tempo di Ansicora, Talasai pure sto un luogo a cantare sul lago estremamente frummane, sempre in Sarto del Desedilo. Poi un attimo, Eleonora dei Golcieri, va in disemigrazione in Toscana e dunque a metà è ambientato in Toscana e a metà in Sardegna. L'ultimo, del romanzo, Martezia, resta ambientato in questo però questo è scritto in sardo, sono stato in italiano, è ambientato in suo tempo del spagnolo, in su feudo del Sedilo, comandato da suo conte del Cervellon, che di adesso è una delle famiglie più importanti della Sardegna, delle schimbe famiglie. Di questa famiglia sono stato governatore di Zuzu, di Sassari, e fino a viceré interino Bernardino de Cervellon, sono abbastanza luminosi. Poi ho scritto meda in sua delle tradizioni alimentari, delle tradizioni delle feste, delle bides. Ho scritto in sua sardi a pe de Sedilo, conoscono sardi a caldo ma non conoscono sardi a pe. 3 libri di alimentazione, Mandigos e Usanzias in Sardegna, Pane e Casu, e un altro che si chiama d'Arbore, Sconfiso il mio, e con poi mio. Poi me da sconto premiato, penso con primos premios e sono in 6 antologie dei premios letterarios. Chi sono sempre sentito questa vita essere serena, penso che essere Gassi, ma che la gente viveva in Salbiddas, non scurtia né radios né televisione. Poi forse sì, da a me da religione che tanto creano momento di mamma mia, noi siamo di lesa una musiaia, crea in Santos, crea in Deus, e speriamo, non si spera di essere ricompensati, una diosatera in sé stessa, e se no in satiro mondo. Non tenevano tutto così strobol di su mondo di oggi. Io posso essere serena, quanto vivo in questa famiglia, ma come te abbadio su chi capita, tutto a inghirio, non posso più essere serena, tanto questo non capita io. Questa epidemia, sa peste, zio che vanno in mezzo pensa quanto costa per su luogo che viviamo noi, queste inondazioni, questo allagamento del fiume,
che alla chia da tutti i sartos, solsi libricchisi, che si che va pian tutto su triballo di un anno, basta da non proere, sa si canna e si che si chia tutto, e sa gente moria de fame, come scapitando come in Africa. E dunque, se le malattie che non si curiano, sa vita ha avuto la metà, forse per spago pure de, duria per spago pure de come no? 40 anni, che 40 anni fu di una novità a vivere a 40 anni, penso a questi anni, a questi primi anni di sottighento. Prus e prus, sono secoli passati, su tempo dei spagnoli, appunto, come si conta dai partizieri. E sono libricchi, mi lamento io pure quando ho visto che si è andata a boccare sui libricchi. Come non va manco la ora, e dunque non va manco i libricchi. Ecco, noi abbiamo parlato un confronto della religione del tempo della dominazione spagnola con il tempo di prima, dobbiamo andare a vedere sono secoli del giudicato di Arborea, zio Vaeddo del nostro. E noi teniamo brulmanna quantità di santo bizantino, battioso dunque dai bizantinos, dai gimbigentos, posti Cristos. Fu una religiosità prusu, ti posso narrare, non fu di casi in grandiosa, come poteva essere prena de confessiones, de teatralità, come poi fu sos santos e esas festas che cambatiosos spagnolos, pensamos a totus sa Chida Santa, no? Sa Via Crucis, confessiones, scravamento e incravamento, e gasi seguinde, oppure pensa sa veste Sant'Efisio in Chesteggio, mi pare che al deso tempo dei spagnoli, forse spero erano prima, sa artiglia di Oristanesi. Meda vesta con fuocos artificiales, con un teatro in sparsas, in scresias, in tutto. Penso che la differenza di essere tra sa di prima e sa di poi, di religiosità. In poche parole, bisogna storici che ne vanno bene, sono spruso. Sui storici spagnoli ne vanno bene, no, non sono spruso. Sono spruso ne vanno male. Sui storici spagnoli ne vanno bene, sui storici sardi ne vanno male. Sui spagnoli hanno pensato a si creare tutto ciò che si produce in Sardegna. Allora così solo, a non fare nulla, a non fare riforme, a non cambiare le cose. E dunque, secondo me, sono stati secoli di oscurantismo proprio no, però di pagalughe, poi sono sardos. Sì, ho dopo sempre fatto la storia della Sardegna, di quando ho provato a scuola, di quando nessuno non va sia da la storia sia da paria spezzino solo in basarda.
in sedi non abbiamo bisogno che tutti spediano in sardo, e non è abbastanza c'è bisogno che poi che tutti spediano in italiano. L'importanza è il manna, chi non conosce la storia sua non conosce la vita che su tempo che vivendo non ha mai fatto del progetto sposa, per la vita benidore, per il futuro come ti si narrata. La storia no, sono sempre d'accordo che la storia non è magistra vita, però dobbiamo conoscere su chi hanno fatto sul manno, su chi hanno fatto del buono e se hanno fatto del male può cambiare e su chi ha fatto del buono può tenere conto, che non serve, può vivere.